recente autonomizzatasi, ma vedo collaborazione di interesse tra due realtà così importanti ma così diverse allo stesso tempo, Milano. La società civile qui si esprime e ci pareva opportuno che il percorso di avvicinamento all'Expo iniziasse proprio qui. È un modo anche per ricompattare il nostro territorio, per fare folta partecipazione, sia la dimostrazione prima che in qualche modo sta andando avanti sviluppando questa idea, che non li ho sollecitati particolarmente ad essere qui. Questa loro presenza, diciamo, spontanea è qual è l'impegno che noi vogliamo dare e l'aiuto. Diciamo, prima di grande spessore culturale, ipotizzare a 200 km da Milano, dove vive l'Expo nei padiglioni che verranno costruiti, grazie all'azione del 2013, questo comitato questo percorso di cultura e cultura, che è la nostra partecipazione alla La presenza qui è importante per capire un po' cosa sta facendo Milano in questo momento, quanto è importante Venezia in questo progetto. In questa avventura. E allora, prima di dedicare qualche minuto a illustrarvi questo piccolo documento, io vorrei fare qualche rapida considerazione per il nostro paese e ci arriverò tra un momento su questo punto. Allora, cominciamo col dire delle cose semplici ma forse chiare, ma surreale negli ultimi anni, quello di giudicare un evento come l'Esposizione Universale una roba su cui a volte esercitare un minimo di autocritica. Le due nazioni alle nostre spalle che hanno organizzato l'Esposizione Universale sono uno dei player più importanti del mondo, cioè gli Emirati Arabi, hanno vinto e che sono la nazione, tanto per capirci, lasciate perdere il petrolio, Il petrolio è un tema molto importante, ma qui io, che veneziano, non sono a fare una storia di Venezia, come ne guardo bene, ma è indubbiamente vero che non ci sarebbe ed è quindi un evento che alla fine pagherà se stesso sostanzialmente. Anche questo va capito, perché il mondo, la consacrazione, perché i cinesi hanno spinto con forza incommensurabile, anche economica, per l'organizzazione di questi. Credo questo progetto dell'Expo anche nell'ottica di una visione di un territorio nuova, come diceva prima il sindaco Orsoni, ma soprattutto soggetti che hanno capito sul territorio veneziano e in generale per questo paese. Questo noi lo facciamo perché un territorio diventi più attraente, ma per chi? Per il bene del territorio, ma anche per le iniziative. Questa è stata un'esperienza importante perché l'acqua non lega soltanto la laguna, ma l'acqua lega anche le città, ha un connubio con l'acqua che è fondamentale. E il tema dell'acqua, lo dico anche al dottor Arditti, con meno problematiche di acqua dolce sotterranea, più grande d'Europa, che a 30 km da qui non si è vista, non è che sia nato perché tirano fuori l'acqua dal rubinetto e la mettono lì. Ecco, uscire dal luogo comune che l'economia sia soltanto la produzione in senso prima, un punto di opportunità anche per le imprese del territorio, l'esperienza del sistema imprenditoriale, non nascondercelo. L'altro giorno l'ho anche detto presentando per suggestioni venute a seguito di esposizioni universali che ci sono state in Europa alla fine del Mozart, del nostro di Figaro, così sono tutte, quindi questo signore veniva da questa terra e credo prima di farvi vedere molto rapidamente le tavole che illustrano le linee direttive del master plan, non ancora il master plan, alcuni principi informatori. Nella piazza del Sabadino si vede Padova, si vede Treviso e si vede il sistema dei fiumi. Non ci sono strade che connettono e che collegano il centro in modo virtuoso. Il Novecento ha radicalmente cambiato la situazione originaria. Esistono tracce, ma non se ne riconosce più l'unitarietà che vogliamo agire. È molto difficile da fare. Questa è una cosa che va fatta, quello che sono una cosa che fai, trasporti per farli visitare, per renderli visibili, per metterli in rete. Delle fermate del Vaporetto, alcuni punti di scambio intermodale
per passare. Questo è fondamentale perché attualmente si arriva in laguna. Il compito che ha questo comitato, inteso come cabina di regia istituzionale di enti, è quello di realizzare un contributo di esposizione che noi chiamiamo nei 6 mesi dell'Expo, che viene vissuto nella forma come dovrebbero fare, spero faranno, voglio dire, insomma, è già succederà nei 6 mesi qua, in questo territorio, e che avrà come protagonisti questo territorio. Tutti i proprietari delle valli da pesca, tutti hanno dato la loro adesione al progetto, dichiarando ciascuno che loro possono accettare quotidianamente. Quindi questo significa, è importante, ce ne sono alcuni, 200, hanno detto 200, altri hanno detto 30, così.